gli incontri sono molto fruttuosi, importanti, perché questo forum di ascolto e partecipazione è stato partecipato, se possiamo utilizzare questo termine, molto da tantissime persone, tante associazioni, si sono ripetute per tutto il mese di maggio, andiamo avanti per tutto il mese di giugno fino al 26 con l'ultimo incontro. È stato un momento di confronto importante con contributi che hanno sicuramente determinato un ulteriore arricchimento delle prospettive di redazione del piano urbanistico generale. L'abitare è stato un tema che a Catania si è sempre distinto fin dagli anni 70. Oggi come vuole essere declinato dall'amministrazione? Abbiamo voluto fare un forum specifico di ascolto sul tema dell'abitare perché nel corso degli altri incontri è emersa, se mai ce ne fosse bisogno, questa ulteriore importante necessità. Abitare nella nostra città significa confrontarsi con una condizione di un turismo che sempre di più sta occupando degli spazi, può avere effetti positivi ma evidentemente può avere un controaltare, bisogna verificare in che misura, in numerosissimi vani vuoti, ce ne sono tantissimi a Catania, pare che stiamo facendo delle valutazioni più precise ma ci aggiriamo intorno al 21-22% dello stock abitativo complessivo, possa essere rigenerato per essere rimesso sul mercato.